Parte da Treviso al voto in primavera il giro in Veneto di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico. Agguerrito e determinato, Bonaccini teme l'irrilevanza del suo partito se non si cambia. Aprire le finestre e fare spazio alle coalizioni, dice, per tornare al governo solo con un risultato elettorale. La tutela della sanità pubblica, il salario minimo, gli accenti su cui ha puntato nel discorso all'incontro a Treviso con molti elettori desiderosi di un nuovo corso. Per fare un'autonomia differenziata fatta bene servono alcune cose. La prima, che vengano definiti i primi livelli essenziali di prestazione. Io peraltro non è che lo dico adesso, ci sono audizioni bicamerali, credo 3, in 5 anni, che sono andato a diversi parlamenti e governi a sostenere delle commissioni preposte. Secondo, serve una legge quadro votata dal Parlamento, così come ho detto dei LEP bisogna superare la spesa storica, altrimenti non cambia mai niente. Poi bisogna che venga tolto le parole residui fiscali, perché se trattieni le tasse si avvicina più alla secessione che all'autonomia differenziata. Io ho sempre detto, non voglio un euro di più di quello che ci danno, basta anche un in meno, l'importante è poter gestire noi alcune risorse che già ci arrivano ma non fatte gestire a Roma. Poi bisogna eliminare scuola, sanità, cioè voi ce la vedete un paese con 20 pubbliche istruzioni diverse, dai, faremmo da questo punto di vista obiettivamente ridere. Dopodiché si può discutere di tutto, la nostra idea di autonomia è un'idea che parte dal permettere di programmare meglio, in un paese in cui non avendo mai certezza delle risorse che arrivano fai fatica a programmare, e poi un'autonomia che permetta soprattutto di semplificare la vita a famiglie, persone, imprese, perché bisogna sburocratizzare al massimo. Noi abbiamo bisogno di un partito più popolare, un partito che sia più presente dove la gente vive, lavora, studia, si cura, magari anche si diverte. Serve una classe dirigente anche nazionale che giri di più l'Italia, che sappia farsi capire da chi ha 2 lauree ma anche da chi non ha potuto studiare, anche perché quando votano il voto pesa alla stessa maniera. Serve un partito democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie, non perché sia uno strumento perfetto, ma perché è giusto raccogliere la vicinanza di coloro che vengono candidati per avere anche un rapporto diretto col territorio dove vivono o lavorano. Abbiamo bisogno di un partito democratico che parli meno di nomi e cognomi e più di contenuti, che parli meno degli altri, perché altrimenti pensano che abbiamo poco da dire di noi. Io, guardi, ho fiducia, ripeto, non sarà facile, io non temo che il PD finisca, come mi chiedono, temo la sua irrilevanza, che è diverso e persino peggio.